Questa è buona con veloci Spirit Roby e Zastavadaghi. Poi Axel Nib allo steccato a precedere Vaumar, mentre sbaglia Vento del Pino, quindi lotta per le posizioni con Zambana in quinta posizione. E Spirit Roby che per il momento resta davanti, attaccato da Zastavadaghi che prova ad andare a chiedere strada, Axel Nib in terza posizione, poi Vaumar, quindi Zambana, a precedere Utopico Griff che è avanti a Boys Going In, partito molto bene, quindi Vortice Leo, poi ancora la posizione all'esterno per Sheridan Treb che riprende in mano per trovare un posto alla corda, bucato di dentro da Bumpit of West, mentre risale all'esterno Ferry Boko. Intanto i primi 600 se ne sono andati in 45-1 con Vaumar che ha spostato dalla terza posizione, è andato a chiedere a ottenere strada da Zastavadaghi che era passata nei confronti di Spirit Roby. E così Vaumar al comando su Zastavadaghi, Spirit Roby, Axel Nib, Zambana, Utopico Griff, quindi Boys Going In che sembra volersi muovere all'esterno in anticipo su Vortice Leo, ancora Bumpit of West bucato di dentro da Sheridan Treb, intanto prosegue nell'avanzata esterna Ferry Boko che ora però è in terza ruota, deve aggirare tutto il treno che si va a formare in seconda ruota. E così Ferry Boko che avanza, intanto Vaumar prosegue al comando. Ha passato il primo chilometro in 1.16.6 e ora completa la retta di line 15.7. 1.32.3 la metà gara. Vaumar al comando, Ferry Boko che prova ad andare all'attacco, quindi Zastavadaghi allo steccato a precedere Zambana che è andata a fare la seconda pariglia in anticipo su Boys Going In. Poi la mossa di Vortice Leo che sbaglia, così la quarta pariglia è per Bumpit of West a precedere Splendeur Joyeuse. Intanto Vaumar e Ferry Boko proseguono apparecchiati. Squalificato. 2-2,5 i primi 1.600. Vaumar e Ferry Boko, sempre uno accanto all'altro. Poi Zastavadaghi che precede Spirit Roby, il quale ha sempre a destra Zambana, muove ora in mezzo alla pista Alissa Trio. La piegata passata in 15.7. Da Vaumar al comando e Ferry Boko di fuori. Ferry Boko che ora attacca con decisione, Alissa Trio che per il momento rimane un attimo lì, cerca di ringambarsi. Zambana che segue le mosse di Ferry Boko che ha debellato le resistenze di Vaumar a 400 dal palo. La retta di line 14.8. Zambana che va all'attacco di Ferry Boko che se l'è fatta tutta di fuori, si libera dallo steccato. Zastavadaghi anticipando Boys Going in mezzo alla pista insiste Alissa Trio. La piegata conclusiva con Ferry Boko e Zambana che se le danno. Alissa Trio che prova ad arrivare, poi ancora Vaumar e Zastavadaghi, Ferry Boko in vantaggio, Zambana che attacca, centropista Alissa Trio, poi Zastavadaghi di dentro Spirit Roby, Ferry Boko e Zambana, Ferry Boko fin sul palo, porta a casa la vittoria nei confronti di Zambana. Poi Zastavadaghi, Alissa Trio, Spirit Roby, tutti vicini, bisogna andarla a rivedere. 1.16.6, 2.460 metri, 29.7 la chiusa, Manuele Matteini e Ferry Boko che portano a casa la vittoria in durissimo percorso esterno. La scuderia Bindi alla proprietà, Zambana arriva molto vicina a Ferry Boko ma non riesce a batterlo, il 10 al primo, il 5 al secondo, poi il 17 di Alissa Trio, il 3 di Zambana e il 2 di Spirit Roby, probabilmente nell'ordine. La vittoria per Ferry Boko. Andiamo a ricapitolare anche i numeri di questa Tris Quartet Quintet di giornata. 10-5 per la coppiata, dovrebbe essere 10-5-17 per la Tris, 10-5-17-3 per il quartet, 10-5-17-3-2 per il quintet. Sono molto vicini però Alissa Trio e Zastavadaghi per il terzo e quarto posto. Attendiamo ovviamente il verdetto del giudice d'arrivo. Questa è la prima impressione, che Alissa Trio al largo abbia battuto Zastavadaghi per il terzo posto. Andiamo dal giudice. La vittoria però è tutta per Ferry Boko e Manuele Matteini.